facciamo rispettare le regole? Ovviamente è colpa anche dei cinesi che pretendono di venire qui per utilizzare la nostra terra e lo Stato italiano per fare i comodi propri, però è evidente che siamo noi che lo dobbiamo impedire. Questo, ripeto, è un problema che riguarda soprattutto la nostra capacità di far rispettare le regole. Per esempio, una delle proposte di Fratelli d'Italia è quella di istituire un albo degli amministratori che abbia delle regole molto chiare di reperibilità degli amministratori, perché poi quello che è intollerabile è che lo Stato italiano, che alla fine non riesce a fermare questo tema di evasione, finisca per rifarsi con i cittadini italiani e imprenditori italiani che invece, avendo le loro sedi produttive aperte, amministratori delegati che non sono teste di ponte ma sono persone che lavorano, invece ovviamente vengono costrette a ogni genere di puntiglioso, diciamo, rispetto giustamente delle regole e anche, insomma, eccessivo poi di tassazione con tutti i limiti che noi conosciamo, per cui riteniamo che da una parte lo Stato debba essere più rigido nei confronti di queste realtà e che dall'altra lo Stato invece debba andare un po' più incontro agli imprenditori italiani onesti che soprattutto magari in un momento di crisi hanno delle difficoltà, dicendo fine a tutte quelle leggi speciali dell'Agenzia delle Entrate che per esempio vogliono partire dal presupposto che l'imprenditore è per principio evasore e che se non lo è l'onere della prova è a suo carico, mentre nel diritto penale, nel diritto tributario dovrebbe valere lo stesso principio che vale nel diritto penale. Io sono fino a prova contraria innocente e se tu dici che sono colpevole lo devi dimostrare, e questo vale per tanti temi. Guardi, noi abbiamo fatto per esempio una piccola proposta di legge che può sembrare secondaria ma non lo è, perché poi il tema della responsabilità dello Stato per noi è un grande tema, che riguarda il tema, la vicenda delle cartelle pazze, perché noi abbiamo fior di italiani, adesso ampliando un po' il tema, abbiamo fior di italiani a cui arrivano delle cartelle esattoriali per soldi che dimostrano di non dovere allo Stato, che però per dimostrare di non dovere quelle somme spendono tempo e denaro e insomma anni di rottura di scatole. Noi abbiamo fatto una proposta di legge per dire che se lo Stato manda a me una cartella esattoriale per dei soldi che io non gli devo e io dimostro che non gli devo quei soldi, è lo Stato che dà a me il 10% della somma che mi ha richiesto a titolo di risarcimento danno per il tempo e i soldi che mi ha fatto perdere. Noi crediamo che si debba, diciamo, tornare a una forma di giustizia sociale da questo punto di vista, che si debba dire basta alle zone franche e che si debba diciamo, essere molto più rigidi nei confronti di chi legittimamente viene in Italia, ma se viene in Italia deve rispettare le regole italiane, e invece si debba essere un po' più solidali verso chi quelle regole le rispetta e magari in periodo di crisi non ce la fa. C'è poi tutto il tema che riguarda il fatto della tutela del nostro prodotto di qualità, c'è tutto il tema che riguarda la questione della tutela del Made in Italy, che noi abbiamo sì nel rapporto con l'Europa, nel programma di Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale noi abbiamo su questo messo nero su bianco una serie di proposte molto serie, tipo il principio per cui non intendiamo sostenere quegli accordi commerciali che non prendono in considerazione, che non prendono in considerazione il mantenimento di dazi e tasse per quei prodotti che vengono importati da nazioni nelle quali non si rispettano neanche lontanamente le regole che si devono rispettare da noi, tutto il tema della difesa del prodotto italiano, della difesa dei marchi di denominazione, della guerra all'Italian sounding, cioè a quei prodotti che suonano italiano ma italiani non sono, che stanno facendo dei danni terribili al nostro mercato. Però il problema che noi abbiamo è che oggi la concorrenza sleale l'abbiamo importata a casa nostra.